Corsa numero 4, cavalli di 3 anni sulla distanza del miglio, 9 al via, Cesnia Daghi, Chili Pepper Fi, Cruciale Min, Claire de Lune B, Caribalilla Cupido in prima fila, Chris del Ronco, Cayenne SLM, Carabiniere Pelli in seconda. Favori per Claire de Lune in chiusura. Chili Pepper Fi e Cayenne SLM molto vicini nella valutazione, quindi 3 cavalli praticamente sulla stessa linea. Vediamo le fasi di partenza. È veloce dall'esterno Claire de Lune che si avvantaggia, va a condurre nei confronti di Cesnia Daghi, all'esterno e Chili Pepper. Partita bene Cayenne SLM dalla seconda fila, che va in terza posizione in corda. Intanto Chili Pepper Fi va all'esterno di Claire de Lune B. Dopo i primi 200 in 15,5 cerca di ricavarsi spazio alla corda, ma Cesnia Daghi glielo impedisce a Chili Pepper, che è costretto così al largo. Dopo 400 metri in 34, quindi muove al largo anche Cayenne SLM, che va a prendere direttamente la scia di Chili Pepper Fi. Questi 4 hanno preso un minimo di vantaggio sul resto del gruppo. 600 iniziali con Claire de Lune che li può completare nell'ordine del 45,9 ora davanti alle tribune, è sempre seguita da Cesnia Daghi, Chili Pepper Fi, Chioni in schiena, Cayenne SLM, poi lungo la corda Chris del Ronco, ancora Cruciale Min e gli altri con in coda Cupido. In terza ruota ora avanza Carabiniere Pell, mentre il mezzo miglio se n'è andato in 1,1 scarso, chilometro invece in 1,15,8. Si mantiene in vantaggio Claire de Lune B, all'esterno è sempre Chili Pepper, mentre cala leggermente Cesnia Daghi e avanza Cayenne SLM in scia Chili Pepper. 400 alla conclusione con Claire de Lune che per il momento non... L'errore intanto di Chili Pepper Fi, l'errore anche di Cayenne SLM, e così in vantaggio è sempre Claire de Lune che ha preso una ventina di metri di margine sui rivali. Avanza all'esterno Carabiniere Pell che va su Cesnia Daghi in lieve difficoltà, completamento della curva, ingresso addirittura, e ora Claire de Lune B deve soltanto concludere la gara perché ha un vantaggio ormai incolmabile. La lotta per il secondo posto premia infine Carabiniere Pell su Cesnia Daghi. Al quarto posto chiude Chris del Ronco. 1,14,9 il ragguaglio conclusivo, con 59,3 a chiudere per Claire de Lune B. Antonio Greppi per il training di Edwin Lagas. Successo nettissimo sul traguardo, è mancata comunque ai 400 finali, sono mancati Chili Pepper Fi che l'aveva fatta tutta scoperta e Cayenne SLM che hanno sbagliato più o meno contemporaneamente. Secondo posto così a sorpresa per Carabiniere Pell che sul palo precede Cesnia Daghi. Ordine d'arrivo 4-9-1, ovviamente da ufficializzare.